Buongiorno a tutti da Strasburgo. Difesa comune, sono queste le parole chiave degli ultimi giorni qui al Parlamento europeo. È vero, il piano annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen è stato chiamato ReArmEU, che potrebbe lasciare l'immaginazione correre verso uno scenario guerrafondaio. In realtà però questo piano, i cui contorni non sono stati ancora ben delineati dalla stessa Commissione, potrebbe essere il primo passo verso quella difesa comune europea che per anni abbiamo invocato. Nello spaventoso contesto in cui le guerre sono arrivate a minacciare anche la sicurezza dei nostri cittadini e in cui il Presidente degli Stati Uniti ha rinunciato alla prerogativa di assicurare il bene pubblico mondiale della sicurezza, l'Unione Europea ha il dovere di fare la sua parte, ancor più che nel passato. Certamente la via non è un semplice riarmo degli Stati membri, tutt'altro. Serve una strategia comune che porti gli Stati membri a condividere le risorse e le competenze. È necessaria una revisione completa del modo in cui investiamo nella nostra sicurezza e difesa, al fine di pianificare, innovare, sviluppare, acquistare e implementare capacità insieme, sfruttando appieno le competenze complementari di tutti gli attori in Europa. Non si tratta semplicemente di armarci di più, ma di gestire meglio gli strumenti per la difesa. Questo è il cuore della risoluzione che abbiamo votato mercoledì 12 marzo a Strasburgo. La richiesta dei progressisti è stata che l'investimento europeo affronti sia le carenze militari sia quelle del tessuto sociale, consentendoci di combattere tutte le minacce ai nostri valori, al nostro modello sociale, alla nostra sicurezza e difesa. Del resto l'esclusione sociale e la povertà vengono costantemente trasformate in armi dai nostri nemici ed è lì che trova terreno la propaganda antidemocratica. Non vogliamo assolutamente che la necessità di proteggere l'Europa determini la rinuncia a politiche cruciali della nostra Unione, come quelle sociali e di coesione. In questa plenaria siamo entrati anche nei temi della difesa, non solo nel suo metodo. Abbiamo parlato della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, soprattutto dopo il comportamento tenuto dal presidente Trump con Zelensky nello studio ovale. Abbiamo discusso della situazione a Gaza, dove Israele ha nuovamente tagliato la corrente elettrica, e anche della difficilissima situazione in Sudan, dove in particolare le donne soffrono per via dell'utilizzo dello stupro come arma di guerra. Infine la salute. È stato presentato il Critical Medicine Act, che mira a sostenere la produzione e migliorare la disponibilità di medicinali critici nell'Unione Europea. Vi aggiornerò su questo e su tutto il resto. Ciao!